Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo in Messico purtroppo, è 12° tempo in griglia, speravo qualcosa di meglio. Raga, adesso mancano poche gare, quindi devo dare tutto per tutto. Qua devo assolutamente stare davanti a Vettel, Hamilton e Bottas, o comunque insomma devo stare davanti ai miei rivali. Se voglio vincere il campionato non posso fare altrimenti. Vai raga, sto peccando un po' in qualifica, in Messico potevo fare decisamente meglio, però la leggera pioggia mi ha un po' infastidito. Tanto attenzione, abbiamo Bottas comunque che ha fatto delle qualifiche di merda. Poi è stata la pioggia, nella pioggerina che poi è finita, forse qualcuno ha messo le ultra, anche le Ferrari sono dietro. Ben Adesso fatto, vedo. buona partenza. Eh sì, cazzo, mamma mia che qualifiche. Che chance che ho. Perché spiego, praticamente negli ultimi minuti la pioggia leggera è diventata, insomma, è andata via. Quindi probabilmente ne hanno approfittato le macchine dietro. Cioè, no, lunghissimo, lunghissimo. Ma va bene. Perez in testa, perfetto. Mamma mia che occasione che ho. Vuole che qualcuno dei piloti dietro ha messo le gomme ultra soft. Cazzo. No, come attento però. Sì, ma Perez deve rallentare, fammi passare. Vabbè, questa è roba che non capirò mai. Mamma mia che occasione che ho, raga. È vero che recupereranno, però intanto posso guadagnare terreno. Ecco, già ho fatto un primo giro da schifo. Praticamente non posso più permettermi errori, altrimenti è penalità, bene. Ma io sempre così, il primo giro lo faccio sempre così. E dopo mi stabilizzo, sono un po' un diesel. Va bene così, Peret è già in fuga, per questo non va bene. Adesso raga devo veramente dare tutto. Devo veramente dare tutto adesso raga, anche se Perez è già in fuga. Fuga pereziana. Il nostro compagno di squadra è veramente andato, eh? Però possiamo anche recuperare secondo me. E così veramente una qualifica pazzoide, me ne sono accorto. Cioè, sono in griglia praticamente ancora, basta però. Mamma mia, scusate ragazzi, momento veramente. Mi ha graziato ancora. Lo so, scusate, Segnaliamo la scusate. penalità. Momento non facile per il Cume che è un po' nervoso. La tensione regna sovrana. Devo cercare di dare tutto, raga. Tanto dietro mi li stanno rallentando tantissimo dietro. Mamma che occasione che ho, mamma che occasione. Mi ricordo qua che ho vinto un titolo con Hamilton che si è ritirato, era praticamente finito il mondiale, ha vinto Hamilton, con quel ritiro poi ho vinto su F1 16. Adesso abbiamo un'occasione più unica che rara, con tutti i più forti dietro, imbottigliati. Adesso però non posso più sbagliare, eh. Sto sfruttando la miscela grassa il più possibile all'inizio, con le gomme belle ignoranti. Adesso cerchiamo di guidare pulito, come. Così si guida, questo è il mio punto. Questa è proprio sì l'occasione della vita. Il Messico è una gara che ha bellissima, veramente una gara stupenda. Non capisco perché deve lasciarmi passare, cioè, queste cose non hanno mica cioè, devono fare gli ordini di Riusciremo a scuderia. tenerci a questi giri per molto. Sì, lo so, Passa lo la so. miscela 2 al più presto. Ce ne stiamo andando. Comunque
Comunque Perez lo vediamo, chiaramente non sta scappando via perché è una macchina come la mia, se c'era davanti Vettel, insomma una Ferrari, una Mercedes, era già in fuga l'Odra. Diciamo che ha sfruttato un primo giro da fenomeno. Però non è finita, Beppe, non è assolutamente finita. L'importante è rimanere così e soprattutto non devono recuperare gli altri. In verità già stare davanti a tutti sarebbe un sogno. Se mi stanno anche dietro è meglio, anche perché comunque ci sono gare favorevoli per il Cume. Nessuno è sfavorevole adesso. Beh, vincere con la Force India questa difficoltà sarebbe per me uno dei trofei più importanti del nostro canale, raga. Speriamo. Guarda come stanno rallentando, cavolo. A questo punto spero che non ci siano safety car. Finora quando mi serviva non è mai arrivata. Speriamo che non arrivi proprio oggi. Sarebbe il beffone obeso. Stiamo girando egregiamente comunque. Attenzione, primo ritiro. Vettel, dai. Pippo Massa fuori. Pippo è fuori. Pippo ritirato. Non ho fatto una gran sequenza. E il Mexico. Life is now. In Messico mi diverto se poi lo stadio è bellissimo, l'autodromo veramente. Non so, abbiamo perso qualcosa. Attenzione, la Massa sta salutando il pubblico. Tra un po' esce che Formula 1 nuovo, non ho un hype incredibile per il momento. Questo è veramente un super gioco, quindi speriamo bene, cavolo. Chiaramente l'AD ufficiale ancora non c'è, non ci sarà mai ormai. Tenetemeli dietro, dopo chiaramente con le soste chiaramente arriveranno tutti là, i Vettel, gli Hamilton, i Raikkonen, i Bottas, però intanto avrei firmato per essere così sinceramente. Qua vado leggermente lungo, non un gran giro questo, soprattutto la parte finale, però finché vedo Perez va bene. Finché vedo Perez va bene. Raga, devo andare ai box. Andate ai box, Perez sono primo ma non posso permettermi di fare più giri, se no rischio di perdere terreno. Comunque ritirato anche Ricciardo e problemi anche per Verstappen, quindi non bene le Red Bull. Box in questo giro. È il momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo giro. Chiaramente devo rischiare. Metto le morbide e ciao. Speriamo di avere un Perez bloccato dal traffico. Ho fatto il possibile, raga. Ok. Ora tocca a noi. Non è già la Perez. Fuori, esci ora. Mamma mia, raga, Perez show. Ha addirittura guadagnato.
Ancora l'ultra soft ha messo Perez. Strategia completamente diversa dalla mia. Tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Siamo quarti, ma insomma io spero che le Ferrari insomma sono ancora senza la sosta di box, se no sono dolore, se lo sta anche Michela Magra. Ultima sosta teoricamente, se devo tenere tanti e tanti giri con queste. E vediamo cosa combiniamo. Comunque ultra soft per Perez, solo io con questa strategia pazza. Tutti provano almeno 2 soste. Vediamo chi ha ragione. Mo vediamo se ha ragione Veneziano, se ha ragione il resto del mondo. Sarà durissimo fare così tanti giri con le morbide. Vabbè, vedremo. Noi ci proviamo. Il Cume ci prova. Sarà un'impresa non facile, non facile. Il distacco dalla vettura dietro di te è 5. Gigione spinge con le ultra soft. Però se gli altri fanno una sosta con le super soft e dopo le soft stanno tenendo di più, vorrei che non ce la faccio, raga. La cosa è abbastanza ufficiale secondo me, però vedremo. Ok, il distacco è 5,3 secondi. Staremo a vedere che si inventa Veneziano. Finito il giro ritorniamo a Miscela standard, però aver sbagliato così la strategia sarebbe clamoroso. È veramente il beffone atroce. Perché adesso Perez va in fuga proprio con le ultra soft. No good, raga, no good. Non proprio una grande strategia secondo me. Ragazzi, siamo primi, ma adesso devo fare altri 12 giri con ste gomme. Abbiamo dentro Vettel e Raikkonen, abbiamo Perez e Hamilton con le super soft, Vettel e Raikkonen con le soft, io con le soft, ma le soft molto molto vecchie. Ho già 11 giri su sti pneumatici. Adesso devo fare l'impresa della vita. Adesso sì, adesso devo gettare veramente il cuore oltre l'ostacolo. È vero che non guadagnerei neanche tantissimi punti in realtà, perché anche se Hamilton e Perez secondo me possono superarli con le ultra, cioè con le super. Io devo fare qualcosa che va al di là di ogni immaginazione, raga, perché non sono un talentissimo, cioè sono talentissimo ma non sono un pro. Ci proveremo, ragazzi. Io chiaramente non posso permettermi di box, se no perdo tipo 52 posizioni. Mi gioco tutto qui in Messico. Tutto in Mexico. E vediamo cosa combino, figlio. Non ho altre chance. Adesso loro recupereranno ogni giro e dopo devo difendermi con tutto quello che ho, con il cuore, con il pacco, con qualsiasi cosa. Mamma mia, sono già qua, raga, sono già qua. Mi mancano ancora una vagonata di giri. Paradossalmente una safety car nel momento giusto, tipo adesso andrei subito ai box, mi potrei mettere le ultra e cambierebbe tutto, però non lo so, raga, non lo so. Vettel e la... mamma mia, raga, mi sto veramente cagando addosso. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, ho veramente la tensione massima. Guardate le gomme, non li tengo più, adesso devo anche commentare 2 giri, lo devo fare per voi, ma non è giusto. Gara epica di Veneziano, che se vinco qua veramente merito il mondiale. Guardateli tutti là, tutti i miei avversari più il mio collega, il mio compagno di squadra. Adesso sono veramente vicinissimi, non ho più gomme, adesso sì, non le sento più. Meno male che il Messico è una gara favorevole, quindi riesco bene o male a tenere un po'
La benza, come sta la benza? Meno male che sono miscela grassa. Non che avanto più. Non ce la fa più. Non la tengo, non la tengo, non la tengo. Meno male che qua è un punto dove è questo che mi fa, tra virgolette, ancora sperare che comunque guadagno quel qualcosa in quella curva. Questa è veramente da leggenda, ragazzi. Epicas. ...23 giri su queste gomme e inizia l'ultimo. Sei all'ultimo giro. Mo so dolori. Devo difendermi a tutti i costi, ragazzi. Hamilton ci prova, giustamente Gigi ci prova. Ti prego, ti prego, ti prego. E teniamo duro ancora per l'ennesima volta. E basta. Fatemi andare a casa. Fatemi andare a casa per piacere. Fatemi andare a casa, che commentando è leggermente più dura. Ma proprio di poco. Dai Perez, tieni che tu la posizione Perez. È imbottigliato Vettel. È imbottigliato. Stiamo calmi. Sto guadagnando su tutti, ma stai zitto Kuma. Meno male che c'è sta parte del tracciato. Eccola qua. Meno male che c'è questa. Meno male che c'è questa. Guardate. Stai zitto. Stai zitto Kuma. Stai zitto Kuma. E si va a vincere. 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 Si vince in Messico. Mondiale completamente riaperto. Yes. Sì, ce l'hai fatta. Sì cazzo. Questa è la vittoria del cuore, cazzo. 23 giri su ste gomme. Guarda che bell'uomo che ho come presidente. Mamma mia, very good. Eccolo qua, eccolo qua. Sì, cazzo. Mamma mia, che bello. Oh yes! Blowjob. Grazie. Miracolo. Yes! E ora vediamo come questi risultati Mamma mia. sulla classifica piloti. Mamma. Vettel anche con penalizzato, godo. Ragazzi, siamo a pari merito col Bibitaro. È stato veloce e deciso. Raga, non vinciamo perché Vettel ha più vittorie, ma stiamo calmi. Mamma mia, siamo secondi ma a pari punti. Raga, sotto il comandone veneziano, panico, 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 paura. Ciao!